La Nebros impone la legge del Lenzo Vasi, batte anche il Città di Mister Bianco e centra così la terza vittoria di fila in casa su altrettante gare giocate. La squadra di Palmeri si dimostra inarrestabile tra le mura amiche, dopo Leonzio e Ionica piega anche la resistenza dei catanesi. Match che la formazione locale approccia nel migliore dei modi e dopo 2 minuti si porta già in vantaggio grazie a Capitan Travaglia che di testa indirizza alle spalle di Biondi il cross da destra di Spinella, facendo così Nebros 1, Mister Bianco 0 e per l'attaccante classe 94 si tratta della seconda rete in campionato. Padroni di casa che spingono il piede sull'acceleratore sfiorando anche il raddoppio per 2 volte, prima con Travaglia che da ottima posizione calcia centralmente tra le mani del portiere e poi con Spinella che in tuffo di testa manda a fil di palo il cross dal fondo di Petrullo. Il Mister Bianco prova a scuotersi e lo fa alla mezz'ora di gioco quando Caruso col destro costringe agli straordinari Mittica. Nella ripresa però la Nebros torna a spingere, in apertura solo la decisiva parata di Biondi nega a De Gaetano la gioia del raddoppio che per i padroni di casa non arriva nemmeno al minuto 50 quando Bontempo da posizione vantaggiosa spara alto sulla traversa. Gli ospiti si fanno vivi invece 5 minuti più tardi con la conclusione da fuori area di Montalbano che Mittica riesce con qualche difficoltà a deviare in angolo e dal successivo corner Montanaro col destro non c'entra il bersaglio grosso. Al minuto 78 però lo stesso Montanaro viene espulso dal signor Mirabile, doppio giallo per il classe 2005 e catanesi ridotti in 10 uomini. Nonostante l'inferiorità numerica, i biancoazzurri sfiorano il pareggio al minuto 82 con il calcio piazzato di Neri che trova un super Mittica a dirgli di no. Parata fondamentale per la Nebros che nel finale chiude la sfida quando Zingales al minuto 86 raccoglie il servizio dal fondo di Di Vita e di testa mette alle spalle di Biondi facendo partire i titoli di coda sul match. Per il classe 2005 di casa si tratta della prima rete in campionato. Nebros che nel recupero sciupa anche il tris con Camara che calcia debolmente, mentre al 95esimo Guadagnoli troverebbe il gol con un destro secco, ma il fischietto di Palermo annulla su indicazioni del primo assistente per fuorigioco. La Nebros sale in classifica a quota 9 punti e si porta a 2 sole lunghezze dalla zona playoff, mentre il Mister Bianco rimane fermo a 2 punti in ultima posizione.